qua, siamo all'interno del casa museo, in un certo senso, di Alberto Buzzin, siamo con Mons, qui c'è solo una parte, una panoramica dei cimeli che Buzzin ha all'interno della sua abitazione. Come potete vedere, insomma, c'è tanta roba, è una cosa tutta da vedere, da visitare. Perché siamo venuti a trovare Alberto Buzzin? Per un semplice motivo, perché insomma vogliamo capire un po' com'è andata l'anno scorso, per precisione, facciamo un rewind, ci eravamo visti alla partenza di un viaggio verso l'est del mondo, poi però non abbiamo voluto approfondire subito perché abbiamo aspettato volutamente Natale, quando è il momento giusto per raccontare quello che è stato quel viaggio. Allora, l'altro anno sono partito a gennaio 2018 e sono andato al 66esimo parallelo, quindi oltre al circolo polare artico, a cercare i Nenes, che è una tribù che vive nella tundra, completamente isolato, e praticamente vivono con le renne, cioè spostano le renne nei vari territori in cerca di licheni per dare da mangiare a queste povere bestie, diciamo povere bestie perché vivono in condizioni estreme. Ho trovato una grande ospitalità, grandi sorrisi e mi hanno raccontato la loro vita. È una vita molto dura perché vivono a meno 40, a meno 50 gradi con queste tende e ogni tanto le devono smontare e rimontare per cambiare zona. Senti, so che il viaggio insomma è stato lungo e faticoso, però alla fine ricco di soddisfazioni. Beh sì, perché insomma sono posti molto particolari che poca gente va e quindi questo qui è uno stimolo per cercare di portare a casa un bel prodotto. Senti, cosa vuol dire fare l'esploratore in tempi moderni? Beh, esploratore, sai, è una parola grossa per me perché penso che non abbia lo spessore culturale per sentirmi dire esploratore. Diciamo che sono un piccolo avventuriero curioso di andare a vedere dei posti strani. Ecco. Certo. Allora, ci spostiamo all'interno della tua location, no? Per capire un po' i particolari. C'è una notizia, a me è cascato l'occhio, lo dico subito, no? Vedete, qui nel 2005, questo è un articolo, quello in parte dovrebbe essere Depardieu, se non sbaglio, no? Ecco, c'è un articolo che dice la legge è uguale per tutti, confiscata l'auto ad un famoso viaggiatore italiano. Risale al 2005, è vero che si tratta di una bufala? Sì, è una bufala perché io la notizia l'ho letta perché me l'ha mandato un mio amico che trafficava in internet e gli è uscito l'articolo. È una bufala per il semplice fatto che io nel 2005 non sono stato in Russia. Poi mi sono informato per sapere chi era il giornalista che ha fatto l'articolo, ma per motivi di privacy non ho mai saputo niente. Praticamente penso io che questo giornalista doveva occupare una pagina, su internet è venuto fuori il mio nome e ha inventato questa Sei stato vittima di una cosiddetta fake news. Sì, fake news, sì dai, una fake news che mi ha fatto piacere per tenere l'articolo per ricordo, però insomma sinceramente Senti, ma i tuoi una viaggi bugia. principalmente sono sempre verso l'est o anche verso l'ovest? No, beh, io ho fatto un po' di tutto e ultimamente diciamo che mi sono innamorato della Russia, soprattutto della Siberia, perché è una terra vastissima, si parla di 10 volte l'Europa, quindi hai tanti angoli da vedere, da scoprire, e poi trovi ancora un mondo sano, naturale. Insomma, si trova ancora quella Armonia. C'è il gusto insomma a muoversi, no? Sì, Sì, qui vediamo tante foto, questa è solo una parte, no, di quello che è. Sì. Questo è un piccolo laboratorio di cultura e di conoscenza del E di mondo. idee che possono nascere, magari mentre qua sono solo, che scrivo, che faccio, che comunico, e mi viene il lampo, ecco questa volta qua il lampo è che a gennaio 2019 parto per la Russia, vado in Kalmukia, che è un paese buddista all'interno dello Stato federale russo, e poi da lì mi sposterò verso gli Urali per cercare degli antichi villaggi cosacchi dove tramite contatti dovrei fare delle belle interviste, sapere delle storie e dei particolari. Ecco, perché tu tra l'altro realizzi anche dei DVD, tra l'altro anticipo subito ai nostri telespettatori, il 25 dicembre all'interno del nostro speciale proporremo proprio un DVD che mi ha appena dato su quello che è stata un'avventura importante per quanto riguarda, penso sia proprio quella dei Nenes. No? Sì. Sì, allora qua vediamo cose particolari, no? Lo vediamo perché è bello farla così, perché altrimenti stiamo qui a raccontare, è giusto che poi la gente... Ecco, no? Allora anziché fare montaggi su montaggi, facciamo proprio la presa diretta. Qui vediamo proprio
Reperti particolari, qui ad esempio l'Egitto, Sì. qui sei stato in Egitto e hai risalito il Nilo, vedo. Lì ho risalito il Nilo e fino ai confini con Sudan con una vecchia Renault 4, la mia passione. Eccola lì, questa qua. Ecco, lì sono invece a Ouagadougou, mi sembra, in altovolta, che adesso si chiama Burkina Faso. Certo. Ecco, e quella lì è una macchina che va dappertutto, no? Quella è una macchina che va dappertutto, sì. Macchine che oggi non si trovano più in circolazione. Poi vediamo delle targhe, no? Poi addirittura in Giappone. Questo qua è il Giappone, ho portato il vino della pace di Formosa in Giappone. E come ti hanno accolto i giapponesi? Allora, quello che mi ha meravigliato è che l'appuntamento era alle 3 davanti alla casa Isuzu. Noi siamo passati con le macchine alle 3 meno 5, non c'era nessuno. Ho fatto il giro del palazzo perché le macchine dovevano stare in una certa presentazione e alle 3 meno 2 minuti erano tutti presenti, era tutto lo staff Isuzu presente, con tanto di bandiera, di benvenuti, eccetera, eccetera. Chiaro. È la puntualità giapponese. Ecco. Quella è la cosa importante, in Italia non esiste. Sì, vediamo anche con un'ape avete fatto. No, quello lì è un mio Quello amico che con l'ape è partito da Lisbona ed è arrivato a Pechino in 6 mesi di viaggio. Con l'ape, tipo la vecchia Pechino-Parigi di una volta. Sì. Sì, poi qua vediamo, vabbè, il deserto tipico, no? Anche altre cose, però mi era venuta una cosa prima guardando, ecco qua sono dei libri, Sì, i vecchi trovati in giro. poi mi hai raccontato anche di questa foto qua. Lì ero in una scuola in Siberia, Sì. ero andato a portare dei regali a una classe elementare e mi ha colpito l'occhio perché la classe era foderata, la stanza, di tutti quanti i quadri di Lenin, di Stalin, praticamente del periodo comunista. La maestra ha visto che io stavo osservando con curiosità e interesse i quadri e me ne ha regalati 2. Bello. Per ricordo li tengo. Bello, insomma, anche un ricordo passato. Poi vedete, noi facciamo la presa diretta, stiamo proprio riprendendo, come vedete qua, una vecchia macchina fotografica, di quelle che si usavano proprio apposta, no? Per fare questi servizi. Quello là è il Samovar, Eccolo lì. quello lì è il Samovar, che in tutte le case russe esiste. Certo. A destra c'è la coppa che mi ha regalato la Renault Italia per i miei trascorsi, e ai lati sono 2 pipe bulgare di ceramica che servivano per impianto luce. Certo. Senti, qua poi vediamo anche altre oggettistica, tutta Le palle di neve. Queste sono caratteristiche sempre della zona. No, tutto il mondo. Tutto il mondo qua. Tutto quanto il mondo. Qua abbiamo anche la cioccolata, famosa cioccolata dell'est, no? Che aveva tutto purché di cioccolato. Sì, aveva un sapore molto strano, sì. E la fanno tuttora perché praticamente È avanzata la fabbrica e via. di questa bambina è rimasta leggenda. Certo, poi vediamo altri particolari, questo martello cosa di particolare? È un martello sovietico di una fabbrica. E poi un pezzo di Kalashnikov. Questo anche, purtroppo c'è il vetro ma comunque si vede, no? Poi comunque se qualcuno vuole venire a vedere meglio deve venire da te. È un appuntamento. Questa cartellonistica? Quella lì è un'insegna ungherese trovata in prossimità di Pec. Era una casa abbandonata, probabilmente era una casa della polizia o dello Stato così, l'avevo trovata per terra, insomma. Fatto bene. Diciamo che non l'ho rubata ma l'ho recuperata. Recupera sempre un reperto, vedo che sei appassionato di telefoni, questi sono sempre telefoni dell'est, classici, insomma, poi vediamo altre cose. Ecco, vediamo anche Don Vito Corleone, se non sbaglio, no, forse non è Gabriele D'Annunzio che sembra Don Vito Corleone. Ecco, invece non è Marlon Brando, ma invece sì. Ecco qua vediamo altri telefoni, cosa ci muoviamo in presa diretta. Ecco lì, poi abbiamo il Metti, chiaramente questi sono della Jugoslavia, no? No, è quello lì che sto inquadrando è dell'Albania, e invece quell'altro è ex Germania. Questo è Germania orientale e questo è dell'Albania, Schiperia, come direbbero loro, no? Sì. Ecco, vediamo anche le radio sono di là o sono. Sì, questa qua è bulgara. Addirittura, vedo comunque buoni stati, come si dice, no? Questo qui è un bel fermacarte sovietico, vedi, pesa circa un Le chilo. tacchiate sono un buon set, insomma. Sì, penso che sia degli anni 60. Qua vediamo Putin, eccolo lì, qua vediamo Vladimir. Vladimir ormai in Russia lo trovi da tutte quante le parti. È un'icona, di bicchieri, di tovaglie, di magliette, di capelli, di guanti. Un'icona proprio, no? Altre cimeli, eccetera. Sponsorizzando bene. Chiaro.
Va bene Alberto, noi ti ringraziamo di averci aperto la tua stanza dei segreti, come si dice, no? Per conoscere un po' quello che succede. Non si dice nulla, ti stai preparando per la prossima avventura, ripetiamo 19, no? Di gennaio. No, il 3 gennaio. Il 3 gennaio già parti. 3 gennaio parto, quindi troverò come sempre freddo, ghiaccio, tutto quanto, ma è quello che a me stimola molto, e poi spero di portare a casa un bel prodotto, è interessante. Va bene, allora ti ringraziamo e avventuriero. Ti ringrazio e buona visione.